In questo video parlerò della difesa est-indiana e in particolare di tutte quelle varianti, o meglio di quella struttura pedonale che è caratterizzata dal centro chiuso. Le mosse sono più o meno queste e per arrivare al centro chiuso ci sono due principali varianti. Dopo cavallo in F3 al Rocco e alfiere in E2, il bianco spinge in E5 e a questo punto il nero può o sviluppare l'alfiere in E3. Dopodiché il bianco sviluppa il cavallo in C6 per attaccare nuovamente di 4. A questo punto il bianco avanza il pedone e il cavallo se ne ritorna in D7. Un'altra possibilità invece molto più semplice è che dopo aver spinto in E5 il bianco semplicemente avanza il pedone. La prima variante che abbiamo visto è la variante Mar del Plata, mentre questo qui è il sistema Petrosian. La differenza ovviamente è principalmente nella collocazione del cavallo, che adesso non ha ancora sviluppato e resta in B8, mentre prima aveva fatto la manovra C6 e 7. Vedremo in futuro in questo video, come la collocazione diversa del cavallo dia diverse impronte strategiche alla partita. Per ora mi concentrerò sul sistema Petrosian e poi passerò a quell'altro. Adesso, dando un'occhiata alla struttura pedonale ad ogni modo, è possibile già in qualche modo dedurne i piani a disposizione di entrambi i colori. La cosa principale da notare di questa struttura pedonale è che il bianco ha la spinta di rottura in C5, a seguito della quale si cambierà in D6 e dopo la ricattura il pedone D6 sarà debole e potrà e dovrà essere attaccato dalle forze del bianco. Dopo la ricattura ovviamente un altro elemento saliente sarà l'apertura della colonna C e anche questo ovviamente sarà importante. Comunque il piano principale del bianco è quello di riuscire a spingere in C5. Il nero d'altro canto ha la sua catena pedonale che punta sull'ala di Re e quindi dovrà giocare sull'ala di Re. Su quest'ala la spinta di rottura a cui cercherà di pervenire il prima possibile è ovviamente la spinta in F5. Dopodiché si potranno sviluppare più di una struttura e vedremo. Comunque queste sono sostanzialmente le due cose principali di questa posizione, quelle che più o meno orienteranno i piani di entrambi i colori: spinta in C5 e spinta del nero in F5. Ok, in questa posizione un'idea tipica del nero, dato che vuole sostanzialmente impedire la spinta in C5, si chiede come può il bianco raggiungere questa spinta. E il metodo più semplice, ovviamente, sarebbe spingere in B4, in modo da sostenere la spinta, ovviamente. Per evitare questo, un'idea tipica è giocare a 5. Giocando a 5 si impedisce la spinta in B4 per un bel po' di tempo. Sempre nell'ottica di impedire la spinta in C5, la collocazione del cavallo in B8 sarà importante, perché andrà a svilupparsi in A6, da cui contemporaneamente controllerà B4, impedendo la spinta ovviamente in B4 del bianco, che prima o poi avrà comunque intenzione di giocare, e contemporaneamente controllando C5, che è una casa in cui prima o poi probabilmente il cavallo vorrà stabilirsi. Notiamo inoltre che il cavallo da 6 che arriva in C5 controlla anche altre due case piuttosto importanti. Una è la casa A4, che vedremo successivamente, di cui vedremo successivamente l'importanza, e secondariamente, anzi, non secondariamente, anche questo è discretamente importante, da C5 esercita anche una pressione costante contro il pedone in E4, già attaccato dal cavallo in F6, e anche questo vedremo successivamente che è importante. Adesso vale la pena di fermarsi un attimino e dare un'occhiata alla collocazione dei pezzi di ambo i colori. Il bianco, per quanto riguarda i re,
Il nero è già arroccato e qua sta bene. Il bianco arroccherà presto sul lato di re. Se il bianco arroccherà sul lato di re, ovviamente questo fornirà al nero un obiettivo d'attacco, per cui il suo controgioco sull'ala di re, tramite le spinte in F5, un trasferimento generale dei pezzi sull'ala di re, dicevo, dopo queste spinte e il trasferimento dei pezzi sull'ala di re, il re bianco arroccato sarà un obiettivo d'attacco. Quindi quello che il nero sostanzialmente si propone di fare è sviluppare un violento attacco contro l'ala di re nemico. Contro l'ala di re nemica. Questi erano i re. Poi il cavallo in F6. Questo cavallo ovviamente deve essere in qualche modo rimosso per consentire la spinta in F5. Eh, Questo cavallo è stato fatto andare un po' dappertutto, in H5, in G4, persino, persino in H7, oppure in E8, oppure in D7. Comunque l'idea più o meno comune a tutte queste mosse di cavallo è che comunque il cavallo ovunque, con le dovute eccezioni ovviamente, ovunque sia stato fatto ritirare, comunque dopo si sposterà nuovamente sull'ala di re per dare una mano all'attacco contro il re bianco. Dunque, cavallo nero in F6, del cavallo nero in D8 ne abbiamo già parlato, si svilupperà in A6 in modo da controllare P4 e C5. L'alfiere campochiaro. L'alfiere campochiaro del nero è importante notare che si trova già su una diagonale molto utile per quel che riguarda l'attacco contro il re bianco. Eh, Questo alfiere molto spesso viene sacrificato in modo da scardinare la struttura pedonale attorno al re, creare delle debolezze, aprire delle linee e via dicendo. In questo momento non ha una funzione particolare, ma più avanti nella partita senza dubbio si ritroverà ad essere molto utile. Quindi questo alfiere di fatto è già sviluppato molto bene sulla sua casa di partenza, cioè sulla sua casa di partenza si trova già in un'ottima posizione, per cui non ci sono particolari ragioni per cui dovrebbe essere mosso immediatamente nelle prime mosse. La donna nera ovviamente si porterà sull'ala di re successivamente tramite manovre di vario genere per dare una mano ovviamente all'attacco. Quindi anche questo pezzo sposterà sull'ala di re ed è abbastanza chiaro quale dovrà essere il suo sviluppo. L'alfiere camposcuro invece ovviamente è un problema. È il tipico alfiere cattivo. Come c'è l'alfiere cattivo nella francese, c'è l'alfiere camposcuro cattivo nell'est indiano. Ci sono molti modi di risolvere il problema di questo pezzo e ne parleremo successivamente. Per quel che riguarda le torri, questa torre ovviamente parteciperà all'attacco. Far partecipare all'attacco tuttavia anche la torre in A8 a volte non è semplice, per cui cioè diciamo capita spesso che questa torre o non entri in gioco oppure entri in gioco piuttosto tardi. Ok, questi erano i pezzi del nero, adesso parliamo dei pezzi del bianco. Beh, diciamo, il cavallo in C3, lui sta decisamente bene dove sta ora. È difficile pensare per questo cavallo una casa migliore. Da qui potrà eventualmente fare delle incursioni in B5 attaccando C7 nel caso che ad esempio la donna si sia spostata e non ci sia più nessuno a difenderlo, il che può essere spiacevole. Da, da, B, da B5 tra l'altro attacca pure la debolezza, il pedone in D6, che successivamente, come abbiamo già detto, diventerà debole in seguito alla spinta in C5 del bianco.
Altra cosa che può fare questo cavallo è spostarsi in A4 in modo da sostenere ulteriormente la spinta in C5 nel caso che ce ne sia bisogno. Tuttavia, diciamo, questo pezzo ha un suo perché, è già collocato molto bene. Poi il re ovviamente dovrà arroccare. La donna non ha una funzione immediata, per cui si aspetterà a vedere dove verrà sviluppata. L'alfiere in E2. Dunque, questo alfiere in questo momento è un pezzo difensivo, perché se il bianco arroccherà sull'ala di re, ovviamente questo alfiere eh, svolgerà la funzione di difendere dopo, ad esempio, alfiere in F1, eh, la casa G2, che spesso vedremo verrà attaccata in maniera piuttosto violenta. Altra funzione non da poco di questo alfiere è di controllare insieme alla donna la casa G4, che successivamente diventerà piuttosto importante per il nero, come vedremo. L'alfiere camposcuro del bianco. Ci sono due opzioni principali per questo alfiere. La prima è svilupparlo in E3, da cui ovviamente favorirà la spinta in C5. Un'altra idea del bianco, tuttavia, è che dato che il bianco sa che il nero vuole giocare F5 e dato che il nero ha già impedito lo sviluppo del normale attacco contro C5 tramite la spinta in A5, insomma, dato che diciamo il nero si è impegnato in delle misure profilattiche, anche questo alfiere può fare il suo dovere rallentando la spinta in F5, andando in G5 e inchiodando il cavallo sulla donna. Quindi queste sono sostanzialmente le due opzioni principali dell'alfiere. Il cavallo in F3 è forse il pezzo più triste in assoluto della posizione bianca, perché proprio qua non ci sta a far niente. Quindi incominciamo, andando avanti un pochino nel gioco, a vedere innanzitutto le manovre principali a disposizione di questo cavallo. Dopo A5 il bianco arrocca, il nero come programmato sviluppa il cavallo in A6 e a questo punto il bianco si può iniziare a porre il problema del cavallo in F3. Che cosa vuole fare questo cavallo? Beh, il bianco ovviamente vuole spingere in C5 e dunque cosa può fare questo cavallo per, per favorire la spinta in C5? Ci sono sostanzialmente due posti da cui lo può fare. Uno è trasferirlo in D3 e l'altro in B3. Quindi una manovra tipica di questo cavallo sarà cavallo da F3 a E1 a D3. E questa è la prima manovra tipica. La seconda manovra tipica sarà il trasferimento del cavallo in D2 e da D2 per motivi che vi spiegherò dopo a me non piace particolarmente questa manovra, tuttavia è comunque una manovra assolutamente sensata perché da D2 fa più di una cosa, svolge più di una funzione decisamente utile. Uno può andare come detto prima in D3 in modo da sostenere C5 e poi, altra cosa non da poco, una volta che la spinta in C5 sarà stata giocata, la casa in C4 si verrà a creare una debolezza dopo il cambio in D6. La casa C4 sarà stata sgomberata e quindi il cavallo da D2 potrà andare in C4 anche lui attaccando la casa D6. Quindi queste sono le principali manovre del cavallo in F3. Quindi vediamo, il cavallo diciamo che fa la manovra per arrivare in D3,
A questo punto il nero deve un pochino chiedersi come procedere e una continuazione potrebbe essere ad esempio cavallo in E8, cavallo in D3 e successivamente immediatamente la spinta in F5. Tuttavia il bianco può decidere di lasciare stare per un attimo il cavallo in F3 e giocare immediatamente alfiere in G5 in modo da impedire immediatamente al cavallo di andarsene da F6 in modo da giocare la spinta in F5. Di fronte a questa inchiodatura il nero può reagire in vari modi, anzi in due modi principalmente. Vabbè, prima di tutto si spingerà in H6 e questa è proprio la spinta standard. Dopo la ritirata dell'alfiere in H4, vediamo che la spinta in H6 ha avuto anche l'utile funzione di fornire successivamente al cavallo una casa in cui andarsene, dalla quale poi potrà essere ridiretto in G5 e dalla quale sarà diciamo più attivo contro l'ardire nemico, piuttosto che ad esempio una manovra come cavallo in D7 e poi successivamente cavallo in F6 di nuovo. Ok, dicevo comunque, a questo punto ci sono due modi sostanzialmente in cui il nero può schiodarsi. Il primo è donna in E8, il secondo è G5. Vediamoli entrambi. Eh, Dopo donna in E8, ovviamente non ci sono particolari complicazioni, perché, beh, successivamente il cavallo potrà immediatamente muoversi. Dopo la spinta in G5 invece, l'alfiere si ritirerà e il cavallo potrà tranquillamente andare in H5 in modo da attaccare l'alfiere e contemporaneamente la caccia F4. Tuttavia, questa spinta in G5 ha dei problemi. Eh, per vederli, torniamo un attimino indietro e guardiamo una linea di gioco più classica come quella che abbiamo visto prima. Cavallo in E1, eh, cavallo in E8, cavallo in D3, F5. A questo punto il bianco, volendo, ha l'opzione di catturare. Come deve ricatturare il nero in questo caso? Il punto è che sostanzialmente se ricattura di alfiere oppure di torre, c'è il problema che successivamente la casa E4 diventerà una casa forte per il bianco, una forte casa centrale in cui il bianco potrà piazzare i suoi pezzi, tipicamente un cavallo, e dalla quale tra l'altro attaccherà le solite case D6 e C5 e contemporaneamente svolgerà un'utile funzione difensiva sull'arrocco. Quindi diciamo il bianco, il nero non vuole concedere al bianco l'utilizzo della casa in E4 e questo è il motivo per cui l'unica ricattura sensata è quella di pedone, che controlla ovviamente la casa E4. Un altro punto importante della ricattura di pedone è che essendo E4 controllata non è possibile bloccarla con un pezzo, con un cavallo. E quindi sostanzialmente questi due pedoni qui sono pedoni mobili. E essendo questi pedoni mobili, di fatto il problema dell'alfiere cattivo non sussiste più, perché in qualsiasi momento il pedone potrà essere spinto ad esempio in E4 e l'alfiere potrà essere piazzato in E5 oppure eventualmente in D4. Entrambe le collocazioni ovviamente hanno l'idea, hanno un'idea posizionale, ovviamente di controllo delle case scure, tuttavia entrambi servono anche ad attaccare il re nemico, ad aiutare l'attacco contro il re nemico. Quindi diciamo, in questa posizione il problema dell'alfiere cattivo è stato risolto.
Per cui, tornando a prima, dopo alfiere G5, H6, H4, G5, il problema principale di questa spinta è che una volta che il cavallo se n'è andato, il gioco può continuare normalmente. Tuttavia la spinta in F5 del nero perde molta della sua efficacia perché ad esempio dopo manovra ad esempio cavallo in D2, cavallo in F4, poniamo caso torre in B1, successivamente F5, dopo il cambio e la ricattura di alfiere ovviamente non è stato possibile ricatturare di pedone, per cui sostanzialmente il bianco sarà tutto contento di poter piazzare un cavallo in E4 e in una situazione del genere per il nero non è particolarmente facile sviluppare un forte attacco sulla ladra nemica, non tanto facile quanto lo era prima. D'altro canto c'è comunque il fatto che questi due pedoni sono avanzati e potranno avanzare ulteriormente contro la ladra. Ad esempio, dopo aver giocato, poniamo caso H5, che ho detto per inciso ora non si può giocare per via della cattura di alfiere, ma facciamo conto che il nero giochi H5 in un futuro, diciamo, successivamente potrà essere giocata, cioè si minaccerà immediatamente la spinta in, in H4. Dopodiché l'alfiere di fatto sarebbe costretto a ricatturare il cavallo e l'alfiere proprio non vuole catturare questo cavallo perché, per due motivi sostanzialmente. Uno, che la ricattura di pedone qua aprirebbe la colonna G contro il re, il suo re, contro il re bianco, quindi, e questo di fatto favorirebbe i tentativi di attacco del nero. Un altro motivo è che dopo l'eventuale cattura di pedone, tutta questa debolezza sulle case scure Tutta questa debolezza qui sulle case scure potrà essere efficacemente e facilmente sfruttata dal nero, che di fatto non ha nessun problema nel proseguire la partita. Quindi diciamo, eh, la spinta in G5 non è solo negativa, perché sostanzialmente è servita a portare un cavallo in F4 che se sarà catturato dall'alfiere ma anche da un cavallo eventualmente, eh, di fatto la cattura del cavallo eh, favorirà il nero, che tuttavia, come detto prima, in questa specifica posizione non ha modi evidenti di proseguire, per cui un'eventuale idea potrebbe essere ad esempio donna in E8 in modo da supportare la spinta in H5 e successivamente minacciare l'alfiere e vedere un pochino come si comporta il bianco. Un'altra cosa che il bianco può fare, come abbiamo detto prima, per questo alfiere è sviluppare le lettere. Questo di fatto consente al nero di effettuare la manovra a cavallo in G4 in modo da togliere il cavallo dalla colonna F attaccando contemporaneamente il forte alfiere camposcuro. Dopo una, dopo una manovra del genere, tuttavia, l'alfiere potrà spostarsi in G5 attaccando la donna e dopo F3, se l'alfiere si ritira in D1, F5 e se riprova a fare una cosa di questo genere, ovviamente il nero può subito cambiare il suo alfiere cattivo, quindi diciamo una continuazione del genere non è consigliabile. Tuttavia, dopo la spinta in F6,
Un'altra idea può essere semplicemente quella di ritardare ulteriormente la spinta in F5 tramite la solita ritirata in H4. E in questo caso eh, che cosa può fare il nero? Beh, può spingere in G5 andando a creare una struttura pedonale a quella vista in precedenza, solo che il pedone in F6. Oppure può, come al solito, schiodarsi togliendo di mezzo la donna, mettendola in D7 oppure in E8. Ultima cosa su queste manovre di alfiere è che la mossa alfiere in G5 ha senso in questa variante perché è possibile l'inchiodatura, ovviamente. Se tuttavia nella variante fossimo nella variante Mar del Plata, tutto questo non avrebbe senso perché il cavallo sarebbe andato da B8 in C6 e successivamente in E7 e l'inchiodatura non avrebbe più avuto senso. Quindi diciamo, questo è il sistema Petrosian ed è l'unico in cui abbia un senso questa manovra di alfiere che inchioda il cavallo. A questo punto rivolgiamo però un attimino l'attenzione al piano del bianco di spingere in C5 con l'idea di giocare sull'ala di donna, perché anche se il nero ha giocato a 5 e cavallo in A6, ovviamente il piano del bianco è stato un pochino rallentato, tuttavia è sempre quello che vuole fare il bianco, la sua idea principale è sempre quella. Adesso, eh, un'idea l'abbiamo già vista prima, cioè il trasferimento del cavallo in D3 in modo da supportare la spinta, che tuttavia non sarebbe ancora possibile se non con l'aiuto dell'alfiere in E3. Tuttavia di fatto il nero può semplicemente a un certo punto giocare la spinta in B6 e così facendo, controllando la casa in C5 con due pedoni, di fatto la spinta in C5 non supportata da pedoni è completamente improponibile. Per questo il bianco deve inventarsi un modo per riuscire a spingere, eh, per riuscire sempre a spingere in B4 in modo da poter sostenere la spinta in C5 con un pedone. Come può farlo? Un primo tentativo potrebbe essere quello di giocare a 3 in modo, eh, in modo poi da ovviamente spingere in B4. Tuttavia, una cosa di questo genere purtroppo non funziona. E non funziona per un motivo abbastanza semplice, e cioè che dopo cavallo in C5 la spinta in B4 non è immediatamente possibile perché dopo la ricattura il bianco perderebbe la torre. A questo punto il bianco può spostare la torre in B1, però a questo punto il nero può semplicemente giocare A4 e dopo A4 di fatto alla spinta in B4 seguirebbe la cattura in passant. Tra l'altro adesso non è più nemmeno possibile ricatturare. Dicevo, seguirebbe la cattura in passant comunque, creando una struttura pedonale senza questo pedone che in qualche modo si era ricatturato, di questo tipo, eh, con, questi, con questi pedoni qui e questo pedone isolato sulla colonna A. Dopodiché il nero che cosa farà? Semplicemente spingerà in B6 e a questo punto la struttura sull'ala di donna sarà completamente congelata e il pedone in A3 sarà isolato su colonna aperta e quindi potrà addirittura costituire un obiettivo d'attacco. Per cui proprio questa è una cosa che il bianco deve evitare con tutte le sue forze di, di raggiungere. Diciamo, eh, il punto della spinta in A5, della spinta iniziale in A5, era appunto che tutte le idee basate su A3 di fatto sono inutili perché per un motivo o per l'altro
come potrete vedere voi stessi analizzando anche. Il nero, nonostante A4 sia controllata sia dal cavallo che dalla donna, il nero di fatto ha sempre il modo di spingere in A4 congelando, come abbiamo visto prima, la struttura pedonale. E del resto, se così non fosse, non sarebbe stata poi una così grande idea spingere in A5, perché di fatto sarebbe stata una spinta da parte del nero e una spinta da parte del bianco, e quindi il nero non avrebbe minimamente rallentato l'attacco del bianco sulla donna. Il punto è appunto che sostanzialmente, dato che è possibile spingere successivamente, come ho già detto, in A4, la spinta in A3 non può essere giocata, per cui il bianco si deve inventare un altro modo per spingere in B4. Il modo per farlo sostanzialmente è un pochino più lento e passa attraverso le manovre B3, A3, B3 prima, A3 successivamente, torre in B1 e successivamente B4. Questo piano deve essere giocato ed è un pochino più lento proprio per via della spinta giocata precedentemente da nero. Quindi diciamo, il bianco non deve avere troppa fretta di controgiocare sull'ala di donna con A3, perché proprio non funziona. D'altro canto, questo vuol dire anche che il nero ha raggiunto il suo obiettivo di rallentare il gioco del bianco sull'ala di donna in modo da potersi meglio concentrare sull'ala di re. D'altro canto, il bianco potrà impedire il gioco del nero sull'ala di re, o meglio rallentare il gioco del nero sull'ala di re tramite l'inchiodatura dell'alfiere in G5. Quindi vedete che come entrambi i colori in qualche modo, oltre a perseguire i propri piani, cerchino anche di rallentare quelli dell'avversario in questa specifica variante. A questo punto devo dire che è deprimente constatare come sia passata un pochino più di mezz'ora, se non sbaglio, e ancora non abbia detto nemmeno la metà delle cose che mi ero proposto di dire. Quindi per ora concludo questo video, spero sia stato in qualche modo utile e proseguirò su questa struttura pedonale in dei video successivi. Prego di riuscire a finirla in un video e basta, speriamo non ci sia bisogno di un terzo. Va bene, vi saluto, ciao!